Un saluto a tutti, così numerosi fa anche piacere su un argomento di questo genere. Alle autorità, al sindaco di cui ricordo l'impegno anche in queste cose, al senatore, anche per le sue parole di sintesi. Ma non mi dilungo in saluti perché dovrei salutare al direttore Turetta, ecco, che ci ha fatto un panorama grande anche se non per le dimensioni, quanto per la concentrazione. E vi dico subito che ho pensato, insieme a Alberto Rui, di non fare tante parole, ma di lasciare le immagini, il racconto, per vedere come questo straordinario paesaggio, così definito straordinario, sia nato tanto tempo fa, si sia sviluppato, ma si sia fissato in una immagine che è l'immagine del Rinascimento. Non so cosa... Ecco, per dirla brevemente, eccola lì. All'epoca dei Paleoveneti sapete bene che la Val Padana era un immenso bosco, dalle latifoglie della pianura alle conifere del Gadubrium e delle altre valli alpine. Erano pastori, allevavano cavalli i Paleoveneti a quanto sembra. Ma sono arrivati i Romani, questi sì hanno portato l'agricoltura e hanno aperto delle zone disboscate dove hanno fatto le centuriazioni. Un pezzetto di quel territorio veniva dato ai legionari quando diventavano vecchi, era in qualche modo il TFR per la loro vecchiaia. Vado via di corsa, perché nella decadenza il bosco, anche imbarbarito, si riprese le zone, i fiumi divagavano e così via, e le paludi anche non erano più quelle di Virgilio che nei versi delle bucoliche ricorda questo straordinario paesaggio, ma i benedettini qui a Santa Bona o nell'abbazia di Follina o in quella di Santa Giustina a Serravalle, per parlare solo delle zone vicine, hanno bonificato queste paludi. I Longobardi hanno fatto le farre, Farra di Soligo, Farra dal Pago, le altre ancora. Erano delle piccole comunità di armati che però erano anche contadini. Poi ci fu il grande incastellamento, ma il paesaggio dell'epoca era a brandelli, a pezzi, a porzioni. La nascita, la grande nascita del paesaggio avviene nel 400. Nel 400 avvengono 3 grandi rivoluzioni. Si scopre l'America e cambiano completamente le rotte e gli interessi commerciali. Sì, però di ritorno arriva la patata, il pomodoro, i fagioli, dall'altra parte arriva il riso, anche il baco da seta e il gelso, ma potrei continuare perché cambia completamente il nostro modo di coltivare e di vivere. È la seconda rivoluzione questa gastronomica. La terza, altrettanto importante, è la nascita dell'ingegneria, cioè la scienza, e quindi la bonifica integrale del territorio con la creazione dei canali, si deviano i fiumi. Venezia è esperta in questo mestiere, le piaveselle, le brentelle e così via. I salti d'acqua, i mulini, e quindi il paesaggio nasce quello che attualmente abbiamo, qui forse rapidamente, ecco, questo è il paesaggio romano, Punta San Vigilio sul Garda. I romani che portano l'agricoltura portano la vite, il cipresso e
insieme anche gli aspetti agronomici del nuovo sistema agrario, che diventa veramente quello che Vitruvio chiama la connessione tra venustas e utilitas. Ecco i due elementi che anche sono stati citati prima dal senatore: la bellezza e l'utilità. Comporre questi due elementi, insieme alla firmitas, le aveva tre Vitruvio, significa costruire l'ambiente. Ecco, tutto questo viene non solo descritto dai poeti, dai letterati. Pietro Bembo è uno di questi esempi, ma anche Giorgio Vasari che parla del nostro ambiente veneto. I toscani amano la linea, il disegno, i veneti, il colore e le nuance, le sfumature della realtà che viene prodotta. Una realtà agraria, naturalmente. Ora, comporre queste dissonanze è il tema che si pone la pittura di questo periodo. Vedete l'abbazia di Follina, citavo prima i cistercensi, no? Vedete il castello di San Salvatore con tutti gli ulivi. Quella è la terza pianta che portano su i romani insieme alla vite, insieme al cipresso, per disegnare l'ambiente. Attorno al San Salvatore sono tutti gli ulivi. Il vescovo di Ceneda, qua vicino, si gloriava con i suoi ospiti perché ultimo, verso nord, riusciva a condire l'insalata con il suo olio. Sapete che l'areale dell'olivo finisce proprio in queste zone qua. Nel bellunese l'olivo non attecchisce. Questo è il sigillo vero del nuovo paesaggio. I nobili veneti capiscono che andare per mare è pericoloso, perché gli ottomani stanno venendo avanti. E anche poco redditizio, perché i portoghesi sono molto più bravi nell'andare in giro per l'Atlantico. E allora si comprano, con le buone o con le cattive, tutte le campagne della terraferma. Lo chiamano lo Stato da Mar. Il sigillo è la Villa Veneta e Andrea Palladio descrive e disegna questo paesaggio che si snoda sulle colline e sulle pianure pedecollinari, così come Alvise Cornaro, il grande agronomo di Padova, aveva descritto dover essere l'agricoltura. Sì, perché i nobili avevano capito che per avere un'agricoltura che divenne la migliore d'Europa all'epoca, dovevano rivolgersi ai sapienti e andarono all'Università di Padova, dove non c'era solo Galileo o altri di quella statura, ma tutti quelli che si intendevano di agricoltura, e questi gli dissero di fare un orto botanico. Fu il primo tra tutti gli orti botanici, ma serviva per acclimatare le specie che venivano da tutte le parti del mondo e farle fruttare. Ecco la sapienza di quell'operazione agroindustriale, se l'industria è l'agricoltura, dove però agricoltura è agri sì, ma è soprattutto cultura, una grandissima cultura. Se ne accorsero i pittori e per primo Andrea Previtali apre quella finestra. Il quadro è a Santa Maria del Meschio, a Vittorio Veneto, nella parte sud. Tiziano lo amava perché aveva una figlia sposata a Serravalle, aveva sposato un Sarcinelli, una famiglia che poi andò a Conegliano, e lui a cavallo passava su un suo possedimento, si era comprato un possedimento a Castello di Roganzuolo, vicino a San Vendemiano, e lui apre quella finestra e per primo si vede che comincia il paesaggio agrario, cioè un paesaggio in cui c'è la parte boscata ma anche la parte coltivata.
E subito dopo una grande della pittura che morì molto giovane, ma fu veramente Giorgione da Castelfranco. Il quadro è al Museo Storico, il Kunsthistorisches di Vienna. I tre filosofi, non a caso sono i filosofi che intendono questa natura e quel connubio tra cultura e natura, tra natura atura, naturans, così dice Spinoza, no? E natura naturata. La natura primigenia è quella che invece costruisce l'uomo, facendola diventare un'architettura del paesaggio, vivente però con la sua autonomia. Vado di corsa per mostrarvi Cima da Conegliano, non potevo non citare a Pieve di Soligo. Il quadro è I Carmini di Venezia, è Tobiolo, ma guardate il paesaggio che ormai trova quelle dolci sistema, la viticoltura che viene studiata scientificamente, è come un pettinato il territorio, dai vigneti messi in serie con grande sapienza, eccetera. E ancora, Serravalle è Tiziano, non potevo non portare un quadro di Tiziano. A Serravalle si vede che è la montagna che si sposa con la collina, con la pianura. È il paesaggio universale che si crea in questo quadro che è nell'altar maggiore di Serravalle. Sto andando verso la fine, verso i grandissimi. Questo è uno dei quadri più straordinari. È Jacopo Tintoretto alla Scuola Grande di San Rocco, La fuga in Egitto. Vedete che è il paesaggio protagonista del quadro, non più la persona come per i toscani, ma anche come per i primi pittori veneti. È il paesaggio, vedete che c'è il mulino, ecco il mulino, l'energia che verrà utilizzata per segare, per battere il ferro, per fare l'irrigazione e così via. Paesaggio integrale. Per Tintoretto questo diventa addirittura un sentimento. Il paesaggio è un qualcosa che è dentro di noi e noi ci riflettiamo nell'ambiente cogliendo i nostri sentimenti, quali vengono evocati. Non è più soltanto una narrazione, ma un modo di essere, un modo di vivere. Ancora Tintoretto, con una delle sue estasi, è un momento dell'autunno, lui piaceva dipingere l'autunno. A sinistra in cima si vede una montagna con la neve, proprio per questi giorni l'ho scelta. Può essere il Grappa, può essere il Cézanne, può essere il Visentin, una delle nostre montagne, con questo tramonto che sfuma e quel rio di iridescenze. In quel momento questa pittura viene capita non tanto dai nostri quanto dagli stranieri. E finisco con un quadro di William Turner, amico di John Ruskin, quello che è appunto il grande John Ruskin, poco noto in Italia, notissimo nel mondo anglosassone, una specie di Alessandro Manzoni per gli inglesi, che a Venezia e nell'entroterra vede la cifra del paesaggio contemporaneo per quell'epoca, dell'Arcadia, della bellezza, di quello infine che cita anche Andrea Zanzotto. Andrea Zanzotto, e mi commuovo nel dirlo essendo stato un suo allievo, proprio qui individua la sintesi, la cifra del paesaggio veneto inteso come paesaggio universale. Lui diceva nelle lezioni che ci faceva al liceo Flaminio di Vittorio Veneto che le 4 stagioni di Vivaldi erano la resa musicale di quel paesaggio. Forse le colline pettinate del Prosecco in parte lo sono. Vorrei che di Andrea Zanzotto prendessimo però il messaggio. È quello di renderci responsabili di questo paesaggio, di sapere che il culto della memoria è anche la previsione del futuro e il culto della vita che viene avanti.
e che per noi architetti è un dovere introiettare in noi stessi il senso di questo patrimonio universale, così lo chiama l'UNESCO, affinché esso non sia solo salvato in quanto sopravvivenza, ma in quanto essenza stessa del nostro stare insieme. Grazie.